La nostra sia una comunità fraterna è l'esortazione del Vescovo nel pontificale di oggi pomeriggio in cattedrale a Chiavari. Il pastore della diocesi ha invitato alla carità, al sostegno reciproco e ad occuparsi dei giovani. Continuiamo a sentire Maria presente nella vita di ogni giorno e l'intenzione di preghiera suggerita nei primi vespri della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto. Il quadretto invita a guardare a Dio, all'aldilà e alla Chiesa, e la riflessione proposta dal Vescovo a Rapallo, da Monsignor Tanasini il grazie perché nella mareggiata del 2018 non ci sono state vittime. La comunità di Rapallo ha fatto proprio il ringraziamento a Nostra Signora di Montallegro per la protezione alla città, la sparata del panegirico, momento di fede e di devozione nel segno della tradizione. Il Consorzio Marittimo del Tigullio spenderà 20.000 euro per ripristinare momentaneamente il terminal traghetti di Rapallo. La speranza è di ripartire entro il 15 luglio per salvare la stagione. Torneo di beach volley a sostegno dell'Associazione Aperta Parentesi è andato in scena a Sesti Levante. Questa sera speciale Si può dare di più sull'iniziativa benefica dei Giovani per un Mondo Unito. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. La Chiesa diocesana è in festa oggi per le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora di Montallegro. Iniziamo da Chiavari, nel primo servizio, la sintesi del pontificale presieduto oggi pomeriggio in cattedrale dal Vescovo. Sentiamo. Una comunità fraterna, lo chiede il Vescovo nel pontificale del 2 luglio. Monsignor Tanasini ribadisce l'indirizzo che in tutti questi anni ha desiderato dare alla diocesi e ai suoi fedeli. Superare le divisioni, i conflitti, le contraddizioni, i campanilismi, per essere davvero uniti, fraternamente uniti. Di qui il pastore della diocesi elenca gli atteggiamenti da seguire per essere davvero una comunità fraterna. Primo, fare la carità senza finzioni. Secondo, essere lieti nella speranza, non demolitori l'uno dell'altro. Non vi pare che sia un po' questo uno dei rischi che corre la nostra indole ligure? Demolirsi a vicenda. Dice Paolo, se proprio vi volete sbranarvi, non fatevi troppo male. Ed è amara ironia. Paolo si rivolge ai cristiani. Si vede già che al suo tempo vedeva questo rischio, questo atteggiamento. Infine, sostenersi a vicenda nelle difficoltà, ricercare il bene comune, soprattutto preparare spazi per i più giovani, che sono il futuro della comunità, pensando a dar loro un lavoro e una casa. E se facciamo capire loro che non c'è posto tra di noi, hanno diritto ad andarsene, ma noi saremo sempre più anziani. Il Vescovo si dice colpito da come la comunità chiavarese sia stata rinnovata dalla manifestazione di Maria nel 1610, che portò slancio e creatività, e auspica che questo cambiamento avvenga ancora oggi. E forse noi non abbiamo bisogno anche oggi di un fervore nuovo, creativo, capace di scuoterci, capace di uscire dalla si è sempre fatto così. Ora facciamo un passo indietro. Ieri sera il Vescovo ha presieduto i primi vespri in cattedrale. Continuiamo a sentire Maria presente nella vita di ogni giorno. Ha esortato Monsignor Tanasini. Sentiamo. È una presenza discreta quella di Maria, una presenza silenziosa che illumina la quotidianità. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto in cattedrale a Chiavari. Il Vescovo ha ripercorso la storia dell'apparizione mariana e del radicarsi della devozione a Nostra Signora dell'Orto e ha ricordato, citando una felice espressione di San Giovanni Paolo II, come Maria abbia vissuto nella penombra della fede i 30 anni della vita nascosta del Figlio. L'esplosione della nostra festa in questi giorni in cui fede e tradizione si intrecciano in maniera inscindibile, ha ricordato il Vescovo, sia l'occasione per fare memoria della sua presenza materna nelle circostanze di silenzio e di quotidianità. Ci sono, dice Maria, sono in mezzo a voi, non dimenticatevelo. Ci sono. Il silenzio come ambiente giusto per parlare al nostro cuore, per far vedere, per farci percepire la sua presenza. Viviamo così questi giorni e viviamoli con una intenzione molto precisa.
quella di continuare a sentirla presente e vicina a noi nella nostra vita di ogni giorno, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nei nostri impegni. Maria, che ci offre la benedizione del suo Figlio. Nel celebrare la messa dell'apparizione questa mattina il parroco della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini, ha espresso la gratitudine di un popolo che nelle tribolazioni non si stanca di cercare la fonte d'acqua viva ed il volto della speranza. Maria, la madre che consola non solo e non tanto con la parola, quanto piuttosto con la presenza fisica. Non siamo più soli e non dobbiamo fuggire dalla realtà, che è segno della presenza del Signore. E tutto diventa positivo, anche il dolore e la morte. Perciò anche ora ci affidiamo alla Madre di Dio e la guardiamo con quello che abbiamo nel cuore, anche senza dir niente, perché ci tenga tra le sue braccia. Vediamo i prossimi appuntamenti a Chiavari. Intanto questa sera alle ore 21 il concerto lirico sinfonico in piazza Nostra Signora dell'Orto, organizzato dall'Associazione Simon Boccanegra in collaborazione con il Comune. Domani alle 18 in cattedrale la messa presieduta dal cardinale Mauro Piacenza, concelebrata dal nostro vescovo, insieme ai loro compagni di ordinazione sacerdotale nel 50° anniversario. Sempre domani alle ore 21 la processione per le vie della città. E questa mattina il Vescovo ha celebrato l'Eucaristia a Rapallo nella memoria dell'apparizione di Nostra Signora di Montallegro. Da Monsignor Tanasini un invito a una triplice riflessione davanti al quadretto Icona di Maria. Ascoltiamo. Nelle prime feste di luglio, dopo la mareggiata di fine ottobre, il pensiero non poteva che andare alla devastazione di quella notte e così anche Monsignor Tanasini, celebrando l'Eucaristia nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio nella memoria dell'apparizione di Maria a Montallegro, ha voluto esprimere la gratitudine perché quella notte il mare non ha mietuto vittime. Ma la riflessione del Vescovo si è soffermata poi sul quadretto Dono di Maria a Giovanni Chichizzola e a Rapallo, che suscita il pensiero di Dio, oggi troppo spesso dimenticato. Ricorda che siamo fatti per l'aldilà e infine rammenta la presenza della Chiesa quale strada per ciascuno. Un richiamo quanto mai attuale oggi, mentre Rapallo si appresta ad approfondire il cammino di comunione fra le varie comunità. Il santuario della Madonna di Montallegro è un punto di riferimento non solo per la parrocchia della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ma per tutte le comunità, le parrocchie dell'antico capitaneato di Rapallo e Santa Margherita Ligure e che come dire, tuttora è attuale questo legame. Anche la scelta che il Vescovo ha fatto di spingere, orientare le varie comunità parrocchiali a lavorare in comunione, a lavorare insieme, fa sì che questo antico legame come dire, si rinnovi, no? Allora la festa diventa un punto di riferimento per tutti. Ancora una volta il Vescovo ha chiesto di affidarsi a Maria nella sua intercessione. Quest'anno Rapallo che cosa chiede in particolare? Rapallo chiede, con rinnovata fiducia, chiede alla Madonna di proteggere le famiglie, il lavoro e i giovani in modo particolare. La messa è stata concelebrata come tradizione dai sacerdoti di origine rapallese. Sicuramente è importante perché la fede nasce da delle relazioni, per cui ritrovare anche in questo momento volti, persone che ti hanno accompagnato alla fede è un aspetto molto importante. Le radici sono importanti quando portano ad aprirsi e a crescere, quindi è importante ritrovarsi anche qui e dirci da dove siamo venuti e affidarci a Maria perché ancora ci faccia scoprire la bellezza del nostro crescere nella fede.
E l'Arcivescovo di Genova ha celebrato questa mattina al Santuario di Montallegro la messa pontificale. Nell'omelia il cardinale Angelo Bagnasco ha spiegato che nella società di oggi si stanno perdendo i riferimenti necessari per aver fiducia e coraggio, mentre cresce il bisogno di non perdere la sensibilità verso gli altri. La paura, ha detto, crea durezza e pericolose presunzioni, come quella di poter fare a meno di Dio, ma il Signore non ci abbandona. È come un padre, ha ribadito il cardinale, che guarda il figlio adolescente e gli resta accanto comunque. Dio, ha aggiunto, non prende sul serio la nostra presunzione di fare a meno di Lui per poter essere adulti. Le apparizioni della Madonna, ha quindi concluso, ci ricordano che Dio guarda gli uomini sempre con sguardo benevolo. Vediamo dunque anche in questo caso i prossimi appuntamenti. Domani 3 luglio in Basilica Rapallo alle 10:30 la messa presieduta da Monsignor Lelio Roveta. Alle 18 l'Eucaristia presieduta da Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia, che poi guiderà la processione solenne a partire dalle ore 21. Lo avete sentito, il Vescovo ha ringraziato la Vergine di Montallegro per la protezione assicurata durante la mareggiata di fine ottobre. L'invito è stato ripreso dalle autorità cittadine e dai sestieri di Rapallo che in questi giorni di festa stanno vivendo un forte momento di comunità. Sentiamo. Quest'anno è un grazie particolare, se possibile ancora più forte, da parte dell'intera città alla Vergine di Montallegro, che ha voluto ancora una volta proteggere la nostra gente in un'occasione così pesante come quella della mareggiata del 29-30 di ottobre, che sarebbe potuta sfociare in una tragedia, preservandola da vittime e anche da feriti. Ed è molto bello vedere i nostri sestieri, le maglie di tutti i nostri 6 sestieri, che ancora una volta hanno portato avanti nel modo migliore una delle nostre tradizioni più belle. E come la città sta vivendo questi momenti? Ma io direi molto bene. Intanto abbiamo un tempo meraviglioso, ieri sera 2 spettacoli veramente eccellenti che hanno aperto degnamente dopo l'apertura delle 8, che è il saluto a questi 3 giorni bellissimi, e il panegirico è il cuore delle celebrazioni laiche di queste 3 giornate. Siamo qua molto emozionati come ogni anno, come sempre, come se fosse la prima volta. I gialli di Seglio hanno lavorato bene. Quest'anno ha un significato un po' più particolare questo momento di comunità, tra quartieri, tra la popolazione. Certamente sì, l'abbiamo anche già detto, è bello poter parlare delle feste di luglio dopo un inverno così difficile. Il nostro mare comunque brilla e luccica e ci restituisce la città che amiamo tanto e che intendiamo promuovere e anche onorare con queste festività, con queste tradizioni. E a mezzogiorno di oggi dunque la tradizionale sparata del panegirico sul lungomare di Rapallo, curato quest'anno dal sestiere Seglio. Ancora Andrea Capitani. Quanto si è lavorato per arrivare a questo momento? Diciamo che c'è un anno di lavoro dietro, 40 giorni di lavoro intenso per raccogliere i fondi per poter fare il tutto e più di 50 persone mobilitate per riuscire a organizzare il tutto, 7.100 mortaleti recuperati, caricati e stesi sulla passeggiata mare di Rapallo, pronti a dare spettacolo. Uno spettacolo all'insegna della tradizione quest'anno? Ne insegna la tradizione perché si ritiene di fare una spalata tradizionale, che è una spalata lunga per gli esperti del settore, per cui con un intercalare molto raro di riondini cosiddetti, di Ramadan, perché da noi sono Ramadan, Reco sono riondini. E per cui è concentrata un pochettino, ci sono pochi riondini nella prima parte e tutto è per rimanere più o meno nella regola della sparata classica. E poi la sparata finale, il Ramadan, cosa è stato disegnato? Il Ramadan è su un bellissimo disegno fatto da un maestro decoratore Nosso Massaro, per cui siamo fortunati anche ad averlo tra le nostre file, è Mauro Sergiolini, conosciuto, tra l'altro l'ultimo nato a Montallegro, per cui c'è anche una parte sacra della cosa, e ha realizzato un bellissimo disegno a terra con delle volte, delle volute.
In questi giorni di festa dunque a Rapallo si è ricordata la mareggiata del 2018. Il Consorzio Marittimo del Tigullio spera di poter ripartire al più presto con il servizio dei battelli turistici dal terminal rapallese. È una corsa contro il tempo e per i battellieri anche una spesa ulteriore, tuttavia necessaria per non perdere la stagione. 20.000 euro è la cifra preventivata dal Consorzio Marittimo del Tigullio per rimettere in sesto temporaneamente il pontile di arrivo e partenza dei battelli e veder ripartire la stagione dopo mesi di lavoro perso. 20.000 euro che il Consorzio metterà di tasca propria, spiega il presidente Sergio Michelini, per il ripristino della pavimentazione del molo, la ricostruzione della biglietteria e il rifacimento di muretti, paletti e cime. Inoltre 2 persone saranno assunte per eseguire l'intervento. Certo, il rifacimento del terminal traghetti è temporaneo, dunque la spesa è a perdere per il Consorzio, ma, si chiede Michelini, cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare a lavorare? Il fattore tempo dunque è fondamentale per salvare l'estate. Michelini spera che il pontile sia pronto già per il 15 luglio e che la ditta incaricata dal Comune per gli scavi necessari all'abbassamento del fondale rispetti le promesse. Su questo punto arrivano le rassicurazioni del sindaco. Stiamo lavorando con l'assessore Lasinio e a breve nei prossimi giorni vedrete degli ulteriori scavi che faranno dei pontoni che faranno in modo che possano rientrare nel nostro golfo i battelli. Quindi nei prossimi giorni, 10-15 giorni, si ritornerà anche alla normalità per quanto riguarda il servizio dei battelli che riteniamo una priorità per una città a vocazione turistica. 20.000 euro di spesa a perdere per il Consorzio Marittimo già danneggiato dalla situazione non sono certo pochi, ma, spiega Michelini, il Comune ha fatto la sua parte, investire quei soldi per noi è il minimo. Ci siamo proposti, aggiunge, perché dopo la mareggiata è giusto darsi una mano a vicenda. Il prossimo step dei lavori arriverà al termine della stagione estiva. Il molo verrà momentaneamente risistemato da parte dei battellieri e a settembre, fine settembre, inizieremo con dei lavori più strutturali da parte del Provveditorato delle Opere Pubbliche, quindi il rifacimento di tutto il molo. Ulteriore proroga a lunedì 8 luglio per la presentazione delle domande per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dalla mareggiata e dal maltempo che si è abbattuto sulla Liguria il 29 e il 30 ottobre scorso. Lo ha deciso con un'ordinanza il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. L'ulteriore posticipo è stato deciso per andare incontro alle richieste del territorio e per fare in modo che tutti i danneggiati possano presentare la domanda di rimborso producendo le perizie necessarie. Riguardano i giardini Fele del quartiere di San Pier di Canne, il cimitero monumentale e la zona di Rialto, le 3 interpellanze presentate dal gruppo consigliare Noi di Chiavari e che verranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale in programma giovedì 4 luglio. Per l'area verde viene denunciato lo stato di abbandono e degrado. Per quanto riguarda il cimitero si chiede la possibilità, con orari stabiliti e limitati, di aprire l'accesso in Viale Devoto. Infine il gruppo chiede informazioni e aggiornamenti sulla viabilità e sulla messa in sicurezza di Salita San Michele. Incontro tra l'amministrazione di Sestri Levante e i residenti di Villa Fontane sul movimento franoso che coinvolge parte del paese. Come è noto, ci sono fessurazioni nel terreno e gravi dissesti a diversi edifici. La Giunta ha presentato un nuovo intervento che sarà a breve finanziato nell'ambito del PSR 2014-2020, questo per ridurre ulteriormente gli effetti negativi dello scorrere superficiale delle acque che causa infiltrazioni nel terreno e saturazione, provocando i fenomeni di scivolamento. I nuovi lavori prevedono in primo luogo la canalizzazione delle acque piovane provenienti dagli edifici situati lungo il corso del Rio e l'inserimento di pannelli drenanti ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ad elevata capacità di smaltimento idraulico, questo sulla strada per Costa Rossa. La cronaca, un incidente ha coinvolto uno scooter e un'automobile questo pomeriggio intorno alle 17:15 a Cavi di Lavagna in via Como. Ad avere la peggio il conducente delle 2 ruote che è stato soccorso dall'automedica del 118 di Lavagna, intervenuta in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del conducente del motociclo non erano così gravi ed è stato trasportato in giallo all'ospedale San Martino di Genova dall'ambulanza della Croce Verde di Lavagna. Una donna di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri di Sestri Levante per essere venuta meno agli obblighi domiciliari. La donna, residente a Cavi di Lavagna, è stata fermata dagli agenti alle 6:45 nel centro della Bimare. È stata poi perquisita e trovata in possesso di un coltello a serramanico che le valsa anche una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Un 31enne è stato denunciato dai carabinieri di Borzonasca in seguito alla denuncia di un 77enne residente in una frazione del comune. L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, si è presentato in stato di ebbrezza sotto casa del querelante chiedendogli 400 euro. I soldi sarebbero stati un credito che aveva nei confronti del figlio del 77enne e ha poi rincarato la dose minacciando di bruciargli l'abitazione e brandendo contro di lui un coltello.
Siamo così agli appuntamenti. Intanto oggi a Chiavari si è svolta la tradizionale fiera del 2 luglio, si è svolta in modo tranquillo. Il tradizionale evento che accompagna il giorno della festa patronale ha portato in città centinaia di banchi sistemati con qualche novità. 57 banchi infatti sono stati ricollocati in Corso Dante, una sistemazione che nel complesso ha incontrato il favore dei commercianti. La Polizia Municipale questa mattina non ha dovuto effettuare rimozioni. In sostanza possiamo dire che i chiavaresi sono stati ligi e attenti ai cartelli con i divieti. La Polizia di Stato inoltre oggi ha inaugurato un nuovo servizio in collaborazione con la Polizia Municipale. Ai titolari dei banchi sono stati distribuiti biglietti con annotato un numero di cellulare valido per le segnalazioni di movimenti o persone sospette tra le bancarelle, questo per prevenire eventuali furti o scippi, cosa che fino ad ora non è avvenuta. E ora gli appuntamenti per la giornata di domani. Intanto parliamo di una targa in ricordo di Sant'Antonio Maria Gianelli che sarà benedetta alle ore 18 in piazza della Croce a Riva Trigoso da Don Mauro Sapia, parroco di San Bartolomeo della Ginestra, alla presenza delle autorità e di una delegazione delle suore gianelline. La piazza della Croce prende questo nome in seguito alla missione che Sant'Antonio Maria Gianelli tenne nel 1837 quando il quartiere, a scioglimento di un voto fatto mentre infieriva il colera e in vista dell'aumento della popolazione, decise la costruzione di una nuova chiesa. La prima pietra la pose il santo, diventato di lì a poco vescovo di Bobbio. Antonio Maria Gianelli ricreò nell'anima dei parrocchiani la dedizione alla chiesa e alla preghiera e lasciò nella popolazione un ricordo così vivo che la gente decise di celebrarlo con la sistemazione di una croce nella piazza. E da quel momento per i parrocchiani, in prevalenza pescatori, questa piazza venne chiamata Ciassa da Cruce. La targa, che verrà scoperta appunto domani, riproduce una fotografia del 1937 scattata in occasione di un matrimonio. E ora tutti gli altri appuntamenti per la giornata di domani insieme a Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per mercoledì 3 luglio. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. Dalle 10 alle 12 apre alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto. Dalle 14:30 alle 19:30 apertura del Museo del Merletto, sito in villa Tigulio a Rapallo. La Ludobiblioteca Libri in Gioco, il corpo bandistico Città di Lavagna e l'Arci Ragazzi di Tigullio organizzano l'evento per bambini, musica e lettura, in piazza Ravenna a Lavagna dalle 20:30. La sezione di Lavagna della Croce Verde Chiavarese organizza corsi di primo soccorso gratuiti e aperti alla cittadinanza. Dalle 20:30 alle 22 si parlerà di supporto vitale di base con la dottoressa Monica Repetto nella biblioteca di Lavagna. Sestri Levante ha ospitato la 7ª edizione del torneo di Beach Volley for World. Sui campi di Viale Rimembranza si sono affrontate squadre di giovani composte da 4 o 3 giocatori. Il ricavato quest'anno è andato a un'associazione del territorio. Vediamo. Sport e solidarietà ai campi della nuova PM di Sestri Levante. Un centinaio di partecipanti si è messo in gioco al torneo di beach volley organizzato dai Giovani per un Mondo Unito, l'espressione giovanile del movimento dei focolari. Il ricavato è stato devoluto all'associazione Aperta Parentesi. Noi la facciamo tra persone che non si conoscono, tra vari gruppi di ragazzi che vengono in squadre magari diverse, alcuni anche che non si conoscono tra di loro, per cercare di portare un messaggio di pace, di unità e cercare di fare qualcosa poi concretamente magari con questa donazione per le attività che ci sono nel territorio. L'associazione Aperta Parentesi, che si occupa di ragazzi, ha voluto coinvolgersi nell'organizzazione dell'iniziativa, un modo per concretizzare in qualche modo il sogno di Chiara Lubic, la fondatrice dei Focolari, unità ma anche conoscenza reciproca. Hanno voluto dare una mano mettendo delle spilline sugli zaini che noi davamo, ecco, quindi c'è anche tutto un contorno, ecco, non è proprio meramente la quota che le persone danno, però anche volevano sapere, ci hanno chiesto ma quindi questi chi sono? Infatti avremo anche un momento per parlare con loro perché non vuole essere proprio appunto solo la cifra della quota di partecipazione data e basta, ecco, volevamo anche un coinvolgimento e che tutti conoscano le associazioni a cui diamo le nostre offerte, ecco, durante queste giornate. Aperta Parentesi, il gruppo è nato nel 2015, utilizzerà i fondi per incrementare alcuni laboratori e lanciare un nuovo progetto di orto sociale. Le nostre attività sono finalizzate a sostenere e aiutare gli disabili adulti e ragazzi e adulti disabili per accompagnarli un po' nella loro vita, quindi un po' quello che tratta anche il loro sviluppo, la loro autonomia anche di vita.
Al torneo benefico di beach volley è dedicata la puntata di Si può dare di più di questa sera sul canale 15 di Telepace. Un'ultima notizia sportiva, novità in casa della Virtus Entella. La società che si prepara alla nuova avventura in Serie B ha ufficializzato oggi l'acquisto del centrocampista Manuel Cicconi, classe 1997, e dell'attaccante Luca Pandolfi, classe 1998. Infine, Massimo Gazzoli entra a far parte dello staff tecnico guidato da Roberto Boscaglia con il ruolo di preparatore dei portieri. Subentra a Sergio Porcu. Questa notizia si chiude il nostro telegiornale, noi ci ritroviamo domattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.